Nicola Talmi, un progetto che volete spiegare per facilitare il rientro in patria di immigrati arrivati qui che però non riescono ad ottenere lo status di rifugiato. Sì, noi sappiamo che tra il 70 e l'80% dei richiedenti asilo non ottiene lo status di rifugiato perché si tratta di migranti economici, hanno di qui per lavorare e purtroppo non ottengono lo status, rischiano di rimanere qui da clandestini, quindi la situazione comincia a gonfiarsi, un problema molto grosso. Quindi noi abbiamo presentato questo progetto che è iniziale, rientro volontario assistito, rivolto per adesso al Senegal ma puntiamo ad ampliarlo con dei fondi comunitari europei per dire ai ragazzi che hanno il diniego c'è un'altra chance, quella di rientrare nel tuo paese con una dotazione di formazione, una dotazione di risorse grazie alla cooperazione internazionale in loco, quindi tu rientri nel tuo paese non da sconfitto ma come un cambiamento del tuo progetto migratorio. Per adesso solo il Senegal, stiamo cercando di allargarlo ad altri paesi, vogliamo soprattutto far sì che i ragazzi che sono qui sappiano che quando si trovano in una condizione di non più permesso di soggiorno hanno ancora un'alternativa piuttosto che rimanere qui da clandestini. E al di là appunto degli aspetti oggettivi c'è anche da superare lo scoglio della vergogna di queste persone. Quando gli italiani, i veneti emigravano in Brasile o in America o in Australia a casa con le lettere, non con internet come si fa adesso, dicevano che era tutto bellissimo, che andava benissimo, anche quando venivano trattati peggio degli animali come ben sappiamo, no? Così questi ragazzi che non sono quelli che stanno morendo di fame nel loro paese, ma sono quelli che magari su cui il clan o la famiglia ha investito sperando che trovassero un lavoro in Europa, e quando questi falliscono il progetto migratorio perché non riescono a rimanere qui regolarmente e magari sono costretti a rimanere qui da clandestini, hanno una vergogna rispetto al fallimento del loro progetto migratorio, per cui questa situazione di vergogna va girata in positivo. Hai fatto un'esperienza in Europa, ti diamo un aiuto a reinsediarti economicamente con un lavoro nel tuo paese e magari un domani, quando si riapriranno dei flussi regolari di migrazione in Europa, perché comunque sarà necessario, tu magari che hai fatto questa esperienza avrai una priorità. Dobbiamo fare un patto con queste persone, non far finta che non esistano. Attualmente stiamo facendo finta che l'80% che sono qui, che poi non hanno status, facciamo finta che non esistano. Sono persone, non sono delinquenti, sono persone, sono migranti economici che purtroppo non possono rimanere qui regolarmente. Dobbiamo dargli un'alternativa.